Cristian Longobardi, bella vittoria domenica, il Bassano torna in auge, una bella partita. Ma sì, parliamo della prossima perché tanto il calcio lo conosciamo e l'ultima partita non se la ricorda nessuno, quindi concentrati sulla Giacomense perché questo è il momento decisivo. Era la tua prima partita in coppia con Zizzari. Noi da fuori abbiamo visto una bella coppia. Tu dal campo cosa ne pensi? Penso che siamo in tanti lì davanti e potrebbe giocare indifferentemente chiunque. Io mi trovo bene, ho caratteristiche che insomma si adattano un po' con tutti gli attaccanti in rosa, riesco a giocare sia con una prima punta che magari con una punta che gioca un po' più indietro, quindi in questo senso non ho problemi. Abbiamo visto la solita partita di cuore da parte tua, ma ti abbiamo visto anche uomo assist in un paio di occasioni, un Cristian Longobardi insomma molto attivo. Ma sì, è importante insomma che serva sempre alla squadra. Giocate fino a se stesse, non me le vedrete mai fare, insomma, non fanno parte del mio repertorio. Cerco di fare sempre quello che serve alla squadra e questo è quanto. Domenica oltre a Bassano Giacomense ci sarà Alessandria Savona, ci sarà Venezia Propate, sono partite molto importanti, quindi sarà una situazione che si delinea chiara domenica. No, no, dici bene, ma noi insomma guardiamo in casa nostra. Se noi facciamo quello che dobbiamo fare, poi i risultati degli avversari li vedi con un altro piglio, insomma. È importante che noi andiamo in campo con lo spirito giusto, pensando che ogni partita è quella decisiva. L'unico neo negativo è che ci sono ancora tanti fortunati e questa è una cosa che vi sta perseguitando da un po' di tempo ormai. Ma sì, credo che non ci possiamo lamentare in questo senso perché non ci possiamo nascondere nel dire che la rosa è ampia e se mancano giocatori ce ne sono degli altri. È chiaro che con gli under si fa un po' più fatica, questo è sotto gli occhi di tutti, quando vengono a mancare 3 o 4 under poi diventa un problema andare proprio a schierare quelli obbligatori per la regola, però insomma la rosa è competitiva, anche tra i giovani ce ne sono tanti bravi. Matteo Bertoli, bella vittoria domenica con Bassano che sembra in ripresa, adesso arriva subito da Giacomense, altra partita importante. Domenica è una vittoria fondamentale, ce l'eravamo imposto, abbiamo fatto di tutto per vincere contro una buona squadra e ci siamo riusciti. Come dici tu, domenica c'è già un'altra partita ancora fondamentale perché adesso per noi saranno tutte finali da qua alla fine, sono tutte partite importantissime. Da fuori ci è sembrato che il Bassano fosse un vero gruppo domenica, cioè forse quello che è mancato nelle ultime partite Alessandria a parte insomma. Ma il gruppo qua è indiscutibile anche perché se no non si può spiegare come magari giocatori come Andrea Basso, Bizzotto magari giocano una partita sì, tre no e si fanno trovare pronti. È sicuramente merito loro per le grandi qualità che hanno, ma perché comunque anche qua in questo gruppo quando uno non gioca è coinvolto, è partecipe e quindi è pronto quando entra in campo. Domenica oltre a Bassano Giacomense ci saranno altre partite molto delicate, vedi Alessandria Savona per dirne una classifica che domenica si delineerà ancora più chiara insomma. Ma a guardare bene ci sono talmente tante squadre davanti e talmente tante squadre dietro che praticamente è tutto uno scontro diretto per giocare i playoff o per non entrare ai playout. È una classifica molto strana che ci lascia in corsa appunto ancora per le prime posizioni e noi lavoriamo per quello. Tornando alla partita di domenica abbiamo visto una difesa, tu hai già citato Basso e Bizzotto che hanno giocato poco, Basso ancora meno in questo anno, quindi una difesa che ha tenuto molto bene gli attacchi del Rimini, questo significa grande concentrazione. No, sapevamo che dovevamo fare bene, non dovevamo prendere gol, abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo fatto cose semplici e applicandoci al massimo, ma poi come facciamo ogni volta, a volte ci si riesce, a volte no. Domenica abbiamo fatto una buonissima partita sotto questo aspetto.